Siamo qui oggi molto felici di inaugurare una stagione off della Biennale della fotografia femminile che si tiene negli anni pari a Mantova. Si è tenuta la scorsa edizione a marzo del 2022 e quest'anno abbiamo voluto continuare questo viaggio nella cultura fotografica femminile presentando due mostre. La prima è Living and Waving di Diana Dykman, un progetto molto romantico, molto personale sul salutarsi, sul passare del tempo e su tutto quello che comporta, e quindi c'è questa dimensione umana fortissima che speriamo di poter restituire con questa mostra. E la seconda mostra invece è di Emanuela Bodda e Federica Pederzoli, dal titolo Perché la vita, tratta una tematica anche qui molto forte sul il tumore ovarico che ha colpito e colpisce tantissime donne in Italia, e loro dal 2021 hanno iniziato a fotografare queste donne nelle loro case e ad indagare quindi in che modo la loro esistenza si sviluppa e in che modo anche il luogo che abitano riesce ad ospitarle e a cambiare insieme a loro. Questo progetto è nato nel 2021 da un appello sul web, perché volevo, da persona ammalata di tumore ovarico, volevo confrontarmi fondamentalmente con altre persone che stavano vivendo il mio stesso percorso, e abbiamo incontrato delle persone meravigliose in tutta Italia che ci hanno aperto le porte di casa loro. Insomma, in alcuni casi purtroppo ci hanno lasciato troppo presto, come Daniela Ferrari, che qua a Mantova conosciamo e che ringrazierò sempre per avermi permesso di poterla fotografare e di lasciare quest'ultima testimonianza. Abbiamo lavorato proprio non solo sulla ritrattistica, ma anche su quanto fosse importante l'ambiente in cui viviamo, in cui quando ci ammaliamo assume ancora nuovi significati, ulteriori significati, e cambia, perché come cambiamo noi cambia anche l'ambiente in cui viviamo e che ci circonda. Per me è stato veramente un onore partecipare a questo progetto, perché al di là della profondità delle singole storie delle protagoniste di questo progetto, si è creata una coralità molto importante e dei collegamenti molto importanti che sono andati oltre il mero progetto fotografico, per cui anche io ringrazio tutte queste donne che hanno aperto le loro case, che appunto possono, come diciamo nel nostro progetto, possono essere luoghi di protezione piuttosto che delle prigioni, e cambiano a seconda della storia e del momento di queste storie, di queste donne. Sono rimasta molto affascinata dal tipo di esposizione, dal tipo di potenza di queste fotografie che parlano del saluto, dell'addio, del nido, della casa, della sofferenza e anche della potenza che donne affrontano determinate situazioni, determinate patologie, che sono quelle, una di queste è quella appunto del tumore ovarico. Quindi io credo che sia molto importante riuscire a prendersi un attimo per poter visitare questa mostra che è svolta anche in un ambiente tra virgolette domestico, vedere quanta vita c'è negli occhi di queste persone. Alcune di queste persone oggi non ci sono più, e quanto sia importante parlare di queste situazioni, perché solo parlando e conoscendo si riesce a prevenire. E credo che la mostra iniziale, la mostra che vi accoglie di questa fotografa statunitense, anche questa sia stata esposta in maniera molto interessante. È una mostra circolare, si parte dal saluto dei genitori per tornare a un nido vuoto, ma si può ricominciare nuovamente da questo abbraccio. Complimento con l'associazione La Papessa, che sta svolgendo un lavoro meraviglioso per la città e sta comunicando temi davvero molto interessanti in maniera mai scontata ma molto originale.